Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Real Napoli Football YU. Purtroppo ricominciamo la Divisione 5. Nell'ultima puntata abbiamo mancato miseramente la promozione in Divisione 4, una partita che abbiamo anche dominato, però purtroppo abbiamo anche dominato, ma purtroppo non siamo riusciti a spuntarla, anzi abbiamo addirittura perso immeritatamente secondo me, ma questa cosa non ci ha fatto approdare in Divisione 5. Ci siamo, partita trovata, vediamo chi dobbiamo affrontare. Chi dobbiamo affrontare ancora a Napoli contro Napoli, ancora nella quinta divisione. Quindi ripartiamo praticamente da dove abbiamo lasciato. Napoli contro Napoli, questa volta giochiamo in casa, ragazzi. Proviamo a mettere il primo tassello. Mamma mia, aiuto, ma ultimamente è proprio tragedia, vabbè. Elma a posto di Lobo, però faccio giocare Anghissa mediano e Elmas giocherà da mezzala. Il resto è tutto ok, qualche sostituzione questa volta ce l'ho. Bene così, avanti Napoli, vediamo cosa riusciamo a combinare, ragazzi. Il sogno ricomincia da qui, i volti dei tifosi presenti allo stadio non possono che essere felici per il ritorno in questa competizione. Una scena che con molta probabilità oggi si ripeterà su tutti i campi. L'attesa è finita dunque, le chiacchiere da bar e i fiumi di inchiostro versati durante le amichevoli prestagionali lasciano da adesso in poi il tempo che trovano. È il momento delle partite. Andiamo ragazzi, Si scende sul rettangolo di gioco e come sempre, alla fine sarà il campo a parlare. Arrivo ragazzi, eccoci, partiti. Mamma mia ragazzi, un attimo il telefono sotto carica. Di Lorenzo, attenzione, Ciuchi Lozano, dribbling fantastico, ma poi ci portiamo la palla fuori, vai giù. Mi sono distratto ampiamente per mettere sotto carica il telefono. Attenzione, Rachmani. Meret, rilancia lungo Osimhen. Attenzione Zielu, palla per Anghissa. Osimhen lungo in profondità verso il Ciuchi Lozano che arriva di gran carriera. Il Ciuchi mette palla a terra, se ne va il Ciuchi, entra addirittura in area. Fantastico Lozano, cross in mezzo. C'era Elmas, la palla finisce a Kvaratskhelia che prova il dribbling, fermato. Però recuperiamo palla, bene così. Kvaratskhelia, attenzione, Kvaratskhelia. Zielinski, palla per Kvara, dribbling di Kvara, fantastico il tiro, la parata di Gollini per Giorgio Gollino. Attenzione Elmas, Anghissa, grandissimo Anghissa. Prova ad andare dal Ciuchi, niente da fare, recuperiamo palla. Elmas e poi Zielinski, lungo da Kvaratskhelia che non riesce a dribblare, niente da fare. Attenzione Ostigard. Rachmani, palla per Meret, Ostigard, Anghissa, palla per Mario Rui, attacco verso Zielinski, perdiamo palla. Attenzione Cerchi, palo, mamma mia ragazzi. La palla tra i piedi è pericolosissimo. I difensori devono tenerlo sotto osservazione. Meret, rilancio lungo. Osimhen prova a svettare la ridà però ad Osimhen, praticamente ha fatto un assist a se stesso. Attenzione Mario Rui chiude tutto, prova il dribbling addirittura. Cerchi, attenzione, troppa leggerezza, regione quel cazzo di Caressa. Attenzione Zielinski, proviamo a ripartire. Zielinski prova ad andare lungo, troppo pretenziosa questa giocata di Zielu, qui. Attenzione Anghissa, bravissimo, palla per il Ciuchi Lozano prova il dribbling per Anghissa. Attenzione Elmas, cambia tutto verso Kvaratskhelia, dribbling di Kvara che va da Mario Rui che mette palla giù. Attenzione, la palla dopo il cross non arriva a nessuno. Anghissa, Osimhen riesce a smistare verso Cerchi,
non riesce Ostigar a intervenire, poi Anghissa, palla per Osimhen, prova a far correre subito Kvaratskhelia, niente da fare, Elmas, attenzione Kvara, appoggia per Mario Rui, Elmas, provare ad andare dentro da Osimhen, niente da fare, un po' troppa fretta qui, Mario Rui, peccato, provare ad andare dentro da Ostigard, niente da fare, e Parameret, fortunatamente Parameret, e poi Osimhen la mette fuori, ragazzi, meno male, meno male, meno male, meno male. Meret prova a rilanciare lungo ancora verso Vittorio Osimhen che la mette a terra verso Anghissa, Zielinski, Mario Rui, palla lentissima di Zielo, qua non me ne ero nemmeno accorto, attenzione Osimhen, chiude Rrahmani, grande giocata, attenzione ancora Rrahmani, Elmas e poi Zielinski verso Kvaratskhelia che cambia tutto, verso il Ciuchi Lozano che mette giù, si ferma Lozano, prova a ragionare, palla per Anghissa, Osimhen, poggia per Zielinski che allarga ancora per Kvaratskhelia che la ridà a Zielo che prova a metterla dentro, c'è Elmas che si... Eravamo entrati in porta col pallone, cazzo. Il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Zielinski va verso Osimhen che appoggia per il capitano che ha preso Ayuma, ma è riuscito con lì, no Ayuma? One, ma esagerato. Ancora Zielo verso Osimhen che riprova a metterla dentro, questa volta non arriva nessuno. Che cazzo ha preso Gollini, ragazzi? Elmas, palla per il Ciuchi Lozano che vede Anghissa che allarga verso Kvaratskhelia che crossa in mezzo, almeno prova a crossare, tira buona, niente da fare. Mario Rui, attenzione, Anghissa, Mario Rui, Kvaratskhelia, cross in mezzo, Osimhen, niente da fare. Arriva Anghissa, la parata ancora di Gollorius, ragazzi. Che fenomeno. Ecco, ho sbagliato, che ho premuto subito X, vabbè. Elmas prova a chiudere in scivolata, rischiando anche qualcosa. Attenzione, Ostigard chiude Anghissa e poi Zielinski non riesce a fare niente. Dio pane. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Attenzione, Di Lorenzo. Anghissa, Zielinski, palla subito per Kvaratskhelia che può chiudere. Kvaratskhelia prova il dribbling, fermato da Giannino Di Lorenzo. Attenzione Anghissa, Ostigard superato, si stanno scaricando le cazzo di cuffie e prendiamo gol. Ovviamente prendiamo gol, ragazzi. Ovviamente prendiamo gol, ragazzi. Era difficile fare meglio, un tiro per il primo tempo finisce qui. Fine primo tempo. Così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni. Partiamo al secondo tempo, io meritatamente in svantaggio per il momento. E si ricomincia a giocare. Attenzione Lozano, Di Lorenzo, cazzo, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Ostigard, Anghissa, Elmas, palla per Zielinski, attenzione Zielinski scende, la dà ad Osimhen, dribbling di Osimhen, pazzesco dribbling di Osimhen, palla per Ciuchi Lozano che prova a crossargliela, niente da fare, Lozano poi appoggia Di Lorenzo, sbaglia lo stop però, recupera palla. Di Lorenzo, palla per il Ciuchi Lozano che crossa subito Osimhen. Attenzione Zielinski, fermato da Anghissa. Mario Rui recupera palla e vede subito largo Krisha Kvaratskhelia che prova a girarsi, non ci riesce. Attenzione Elmas dentro per Osimhen. Finalizzazione decisamente infelice. Peccato. Peccato.
Proviamo a buttarci un po' all'attacco. Il rosso che vedete intanto è dello schermo del mio computer. Mario Rui prova a svettare, niente da fare. Ci prova con un pallone Attenzione, Mario Rui. la butta in mezzo. Prova il tiro. Anghissà, calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Anghissà, prova a metterla fuori. Zielinski. Possibilità di contropiede. Attenzione, il Ciuchi Lozano prova a scendere un po' il Ciuchi, appoggia adesso per Zielinski, bella azione ancora Zielo per il Ciuchi Lozano che l'area appoggia Zielinski. Gestito male qua ragazzi, ho gestito male, non posso dire diversamente, ho gestito veramente di merda. Tanto Kvara per loro sbaglia il cross fortunatamente. Meret lancia lungo. Osimhen, le palle ultimamente sono sempre un po' corte queste qua di Meret, Anghissà, Osimhen, Zielinski, palla per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova ad accentrarsi un po', temporeggiando un po' troppo. Attenzione, Anghissà prova a recuperare con Ostigard che è completamente in ritardo. Politano, palla di Giannino, poi palla per Anghissà che vede, no dai, l'ho voluta lancia lunga, ho caricato 6 metri, ma che cazzo, ma dai, vabbè ragazzi, ma stiamo scherzando? Prova a fare tutto da solo. Mario Rui, Kvaratskhelia, cambiamo un po' sto cazzo di gioco verso il Ciuchi Lozano, appoggia Anghissà per Elmas che vede largo Giannino Di Lorenzo che appoggia a Lozano che era andato al bar. Era andato al bar Lozano ragazzi. Mario Rui. Io non capisco veramente. Attenzione Elmas. Dentro per Osimhen. Non ci credo. Non ci credo ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo ragazzi. Sceglie di andare per vie verticali. Kvara appoggia ancora per Anghissà. Prova a scendere Anghissà. Dentro per Zielinski, prova a darla a Kvara, ma perché non l'ha data subito? Non so, di tacco, di culo, di pene. Ostigard, Kvaratskhelia, arriva Anghissà, una confusione pazzesca per il momento. Ostigard, la appoggia praticamente ad Osimhen, incredibile. Io non ho minimamente parole. Di Lorenzo, errore ancora ragazzi, mamma mia. Mamma mia ragazzi. Senza sbilanciarsi troppo. Quando devi perdere, io non ci sono santi, questa partita bisogna perderla. Meret rilancia. Elmas, palla per il Ciuchi Lozano, ma è completamente solo e quindi devo aspettare. Lozano, prova a ridarla ad Di Lorenzo, niente da fare. Lozano adesso prova ad andare ancora, niente da fare. Non ho parole. E fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Anghissà, palla per Osimhen. Mamma mia raga, mamma mia. Di Lorenzo prova a darla ad Osimhen che passa in qualche modo, ma ovviamente non riesce ad arrivare al tiro. Ostigard si mangia Osimhen in questo caso. Palla per Kvaratskhelia. Io starà buona, Kvaratskhelia va della culo, starà buona, a favore. Di Lorenzo, Elmas, Anghissà, Zielinski, Mario Rui. Prova ad andare dentro, niente da fare. Kvaratskhelia dentro il Zielinski, incredibile. Non passa mai la palla ragazzi. Ovviamente. E io l'ho detto che quando la partita si deve perdere, è incredibile. È incredibile. Quando il gioco deve farti perdere la partita, te la fa perdere. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, follia. Normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. Follia. Follia proprio. Forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. È follia pura, ragazzi. E trova il compagno.
sceglie di andare per vie verticali. Occasione da rete, non si fermano più, ancora a segno. Vabbè, ho smesso di giocare ovviamente io. Vantaggio di 3 gol, la partita è quasi chiusa. Ho completamente smesso di giocare. Cominciamo malissimo, ragazzi. Gli avversari oggi erano oggettivamente di un'altra categoria, è andata malissimo, ma vabbè, capita. Mazza merda, cari.